Cari ascoltatori del Bosco dei Sogni e Radio Gamma 5, Max Ungaro presente anche oggi e anche oggi sto per introdurvi un ospite, come amo chiamarli io, viaggiatori, in questo caso viaggiatrice, a cui tengo moltissimo. Ciao Tea, ben arrivata al Bosco dei Sogni. Ciao caro Max, Hare Krishna. Intanto ti introduco dicendo che sei artista, musicista, spirituale. Io con te vado a nozze proprio. Bene, sono contenta. Raccontaci un po' di te, perché sei molto conosciuta, nel senso che hai un talento, una voce bellissima, ma sei molto ben voluta dalle persone. Devo dire che non ti conoscevo fino a qualche mesetto fa, mi ha fatto vedere un tuo video un mio carissimo amico che è venuto a trovarmi dall'Abruzzo, e come sai, quando poi Come entri... si chiama il tuo amico? Massimiliano Monaco, che è stato anche mio ospite. Sì. Sembra che siamo amici su Facebook. Sì, esattamente, ma mi pare che vi siate anche incrociati perché anche lui, come noi, è nell'olistica. E lui mi ha fatto vedere un tuo video e mi ha detto: guarda, senti che bella voce, perché io e lui siamo anche musicisti, che brava che è. E io non ti conoscevo, cioè non eravamo ancora nella sintonia della presenza, mettiamola così, però nel momento in cui lui mi ha aperto il canale con te, cioè mi ha fatto vedere che esisti, mi sono accorto che molti dei miei contatti Facebook condividono l'amicizia con te, molti dei miei contatti WhatsApp postavano tuoi video, quindi ho detto: ma io finora dov'ero? E la cosa interessante è che puntualmente quando viene postato, viene linkato un tuo video, i commenti sono sempre questi: ma che brava che è, ma che bella che è, beato il suo fidanzato. Adesso me lo dirai tu se è così. Beh, io al momento sono eternamente uno spirito libero. Al momento non ho un compagno accanto a me di viaggio, e ho tanti amici che mi aiutano, che mi supportano, che mi vogliono bene, con cui faccio tantissime cose belle, e per ora il viaggio lo sto facendo così, però l'eternità io so, perché il mio caro maestro spirituale, che si chiama Giorgio Cerquetti, me lo ha insegnato, che l'eternità è un viaggio solitario di sola andata, in cui cambiamo spesso compagnia. Quindi solitario non è da intendere in modo negativo, perché c'è una grande confusione tra solitudine e isolamento. L'isolamento è negativo perché ti toglie energia, ti rende debole ed è contro natura, perché l'essere umano, la sua natura è relazionare, e il motivo per cui siamo su questo pianeta è per amare, imparare ad amare, relazionare. E invece la solitudine in realtà è qualcosa di positivo, perché è uno stato meditativo. Chi sa stare bene con se stesso poi sa stare bene sia da solo che in compagnia. Quindi in questo momento io sono così, sono nella mia solitudine positiva e incontro tanti spiriti adesso sul piano virtuale, perché siamo chiusi in casa tutta l'Italia, e però ho la fortuna, insomma, di avere tanti contatti, tante amicizie, tante persone che sostengono il mio operato spirituale. Sono d'accordo con te, hai definito, hai condiviso la mia stessa visione, opportunità e sentire. Ti dirò, d'ora in poi, anzi mi metterò di buona lena a corrispondere a tutti i messaggi che scrivono, così io rispondo: guardate che te invece è libera. È una viaggiatrice solitaria, attenzione. Anch'io intendo i rapporti così, nel senso, è un bellissimo veleggiare in solitaria, che non significa solitudine, ma significa solo che in questo viaggio che ci siamo scelti, in questo oceano enorme, spesso veniamo affiancati da altre anime che veleggiano, possono veleggiare con noi un giorno, possono veleggiare con noi un mese, ma è un bellissimo viaggio così, come lo intendo anche io. Da dove ci sentiamo di bello, Tea? In questo momento sono vicino, tra Ancona e Senigallia, nella regione delle Marche, quindi sono tra le colline e il mare. È bellissimo, è meraviglioso, come ti dicevo al telefono.
ho passato dei bei momenti con i miei nonni lì in viaggio a Marotta dove ci sono le vele, quindi mi hai aperto una finestra Mm. su un ricordo bellissimo e ne sono veramente felice. Poi la costa adriatica, se vuoi ti racconto una cosa che sicuramente può essere interessante anche per te. Certo, È una costa molto spirituale e si parla di questa costa addirittura nei Veda, cioè che più di 10.000 anni fa c'è questa antica conoscenza di questo episodio che Vishnu in persona scese su questo pianeta e aveva 4 discepoli. Uno era Bhrigu Muni, che è quello che ha creato poi la Bhrigu Samhita, che è una raccolta di 500.000 personalità possibili da avere sul pianeta Terra. Molti dei testi della Bhrigu Samhita sono andati persi, però ancora ci sono delle linee brahminiche e spirituali collegati a Bhrigu Muni. Infatti loro hanno una grande visione del futuro, riescono a prevedere tante cose. Poi l'altro discepolo che aveva Vishnu era Maharishi Muni, che diede le basi dello yoga classico, e poi aveva altri 2 discepoli, Kasyapa Muni e Adri Muni. Questi 2 discepoli erano chiamati Loka Sanchari. In sanscrito Loka Sanchari vuol dire cercatori di luoghi adatti alla meditazione. E questi 2 yogi, dopo aver preso insegnamenti da Vishnu, iniziarono a viaggiare il pianeta Terra alla ricerca appunto di luoghi adatti alla meditazione. E Kasyapa Muni si fermò in quello che poi venne chiamato il Mar Caspio. Non a caso c'è questa assonanza con il nome Kasyapa. E Adri si fermò in quello che venne chiamato il mare Adriatico. E che cosa cercavano questi 2 yogi? Cercavano dei luoghi in cui c'era appunto il mare, ma un mare tranquillo, non l'oceano per esempio, perché vicino al mare c'è il prana, però l'oceano è molto intenso, come magari ci possono essere fenomeni atmosferici un po' intensi. Invece mari come il Mar Caspio e il mare Adriatico avevano sia una vibrazione spirituale che proprio delle caratteristiche territoriali adatte alla meditazione, e quindi Adri Muni ha lasciato nell'Akash, nel quinto elemento, in questa zona, una vibrazione spirituale a cui chi alza il proprio livello di coscienza si può collegare. Infatti ci sono delle linee brahminiche in India che io conosco personalmente grazie al mio maestro spirituale che si chiama Giorgio Cerquetti, che spiegano che i luoghi migliori in cui avere un risveglio spirituale al momento sul pianeta Terra sono l'Himalaya, il Tamil Nadu e l'Adriatico. Poi tra questi 3 dicono che al momento il migliore è l'Adriatico, perché l'Himalaya comunque è per pochi, cioè ci sono delle condizioni atmosferiche che sono anzi per pochissimi che riescono a sopportare. Tamil Nadu è una bellissima terra, però l'India è sovrappopolata, a volte non c'è l'acqua, poi insomma ci sono vari tipi di l'inquinamento, eccetera, eccetera. Invece adesso, in questo momento, l'Adriatico è una zona molto equilibrata, cioè ci sono tutti i comfort del mondo occidentale, ma allo stesso momento c'è una tranquillità, specialmente in regioni come le Marche, che non sono sovrappopolate dal turismo o cose del genere. C'è una tranquillità, c'è una vibrazione spirituale che si sente. sai che ho idea che in questo momento in crescere la vibrazione comunque si stia alzando a livello Italia, perché è vero che molte persone attualmente ancora soffrono la paura, ma anche è vero che c'è una risposta di innalzamento, di vibrazione, di meditazione, di preghiera, coadiuvato dal fatto che essendo per lo più in casa, bene o male si è portati anche a un certo tipo di focus. Cosa ne pensi? Certo. Ma sono d'accordissimo, e ti dirò anche che ci sono sempre in India, in Bengala, c'è una profezia che spiega che il cambiamento planetario
innalzamento del livello di coscienza partirà dall'Italia, perché non a caso in Italia c'è anche il Vaticano. Comunque non è un caso che il Vaticano, che ha creato una religione che dura da 2000 anni, ha voluto mettere il suo centro in Italia, a Roma, cioè ci sono dei motivi energetici proprio perché l'Italia è un posto speciale, e un posto speciale soprattutto per chi vuole risvegliare la propria coscienza in questo momento storico, e quindi siamo fortunati. Non a caso in Italia, dopo l'India, è la nazione più vegana al mondo. Ci sono tantissime persone che diventano vegane, vegetariane ogni giorno, e quindi c'è sia un innalzamento della consapevolezza dal punto di vista alimentare, che è fondamentale per poi avere un risveglio di coscienza, perché noi siamo ciò che mangiamo, come ha spiegato tante volte Ippocrate, su cui giurano i medici, no? Quando diventano dottori. E quindi che cosa succede? Che il modo in cui noi ci alimentiamo determina il nostro stato mentale e spirituale. E un'alimentazione sattvica, preferibilmente vegana, almeno vegetariana, ci aiuta a diventare sempre più sensibili e consapevoli delle energie sottili che sono invisibili, però creano effetti reali. In sanscrito viene chiamato l'involucro principale in cui lo spirito è avvolto, cioè il corpo fisico, è chiamato Annamaya Kosha. Annamaya Kosha vuol dire l'involucro fatto da ciò che mangi, perché Anna è il cibo. Quindi chi ti vuole male, chi ti vuole debole, per abbassare il livello di coscienza dello spirito incarnato, vuole inquinare il primo involucro dello spirito, in modo che se metti il veleno lì poi vai in tutto il resto del suo campo energetico. Quindi inquinando il corpo con il cibo negativo, con un cibo fatto di morte, cadaveri, per migliaia di anni hanno tenuto basse le coscienze. Adesso in posti come l'Italia finalmente c'è un risveglio in corso, e tante persone stanno capendo che ciò che io mangio determina il modo in cui io vedo la realtà, la mia buona salute fisica, mentale e spirituale. Quindi è fondamentale scegliere consapevolmente di evitare la morte nel piatto. E ora come mai capire e comprendere la forza del pensiero, di ciò che può creare il pensiero, a partire da tutto quello che ci circonda, adesso che possiamo prestare molta più attenzione a noi stessi, perché siamo in casa. E mi piacerebbe, vediamo Tea cosa ne pensi anche tu, perché molti degli ospiti con cui ho dialogato, non ultimo il nostro Silvano Agosti, mi hanno fatto tutti presente la sacralità della parola. Una delle prime cose su cui molti hanno proprio centrato l'attenzione è stato dire: facciamo sempre attenzione al significato della parola. Quindi io vorrei dire, iniziare nel piccolo già a cambiare la vibrazione che sta attraversando questo paese, e ricordo che siamo tutti nella stessa barca e che siamo tutti uniti. Non dobbiamo stare in casa, ma possiamo stare in casa. Possiamo significa possiamo attrezzarci, fare altro, pensare altro nel giorno che ci è concesso di vivere, senza andare troppo in là con la mente nel futuro. Non mettiamo punti fermi, ma iniziamo già nel dire che possiamo, cioè abbiamo creatività e mente per decidere cosa possiamo fare a casa. Cosa ne pensi, Tea? Sono d'accordissimo, ma pensate che Newton, l'avrete letto molti di voi, quando era ventenne ci fu una pestilenza e lui per un periodo stette in quarantena in una casa in campagna dei suoi parenti, e in quel periodo lui scoprì la forza di gravità, quindi cioè, se non c'era la quarantena non l'avrebbe, chissà quando l'avrebbe scoperto. Quindi questo periodo per ognuno di noi può essere una grande opportunità
per diventare degli entronauti, cioè entronauti, cioè colui che viaggia all'interno di Dentro, se Piero stesso, Scanziani, dentro. hai nominato uno dei miei libri preferiti, quasi ogni puntata lo nomino, sperando che la gente lo Vedi, legga. il caso non esiste, io invece non lo nomino mai e proprio adesso che parlo con te. D'altronde era consigliatissimo da Gustavo Rolo. Certo, sì, sì, sì. Quindi questo è un momento sacro, importante, in cui possiamo fare buon uso di una situazione che è tragica, perché ci sono migliaia di morti, però ognuno di noi può usare questo momento, oltre che preservare la propria salute, per dire: ma io chi voglio essere, come voglio vivere, come ho vissuto fino ad oggi, cosa voglio fare. E hai l'opportunità adesso, hai del tempo per rifletterci, per capire. E come dicevi, il potere della parola è fondamentale. Infatti pensate che l'antica filosofia indiana, il Sanatana Dharma, l'eterna conoscenza della vita, da migliaia di anni nei testi vedici spiega che nello yoga viene spiegato che l'organo più difficile ma anche più importante da imparare a controllare non vuol dire reprimere, ma usare consapevolmente, saggiamente, non è il cuore o i genitali come molti pensano, ma l'organo del corpo più importante da imparare, in cui diventare maestri, è la lingua, secondo lo yoga, perché dalla lingua escono le nostre parole, che sono il frutto dei nostri pensieri e delle nostre emozioni. E quindi è un ponte fra il visibile e l'invisibile, ed è molto importante perché crea la nostra realtà. Poi dalla lingua passa anche il cibo che mangiamo, quindi è quello che dicevamo prima. Quindi è molto importante, secondo l'antica filosofia indiana, dare grande attenzione all'organo della lingua e usarlo saggiamente. Direbbero in sanscrito in modo sattvico, saggio, lucente, un movimento che dal basso va verso l'alto, leggero, leggiadro, gioioso, consapevole, allegro ma attento, studioso della realtà intorno a te, in cui prendi il meglio e impari cosa è meglio non fare, no? Ci sono due tipi di maestri: quelli che ti insegnano cosa è meglio fare e quelli che ti insegnano cosa è meglio non fare. E quindi attraverso un uso consapevole della nostra lingua possiamo anche sviluppare questa qualità spirituale molto importante di discriminazione positiva. È fondamentale il dialogo, il linguaggio, cosa muoviamo da dentro, come comunichiamo, come ci relazioniamo. Dice molto di noi, è una cosa che io ho imparato a fare, ad esempio allenandomi, l'ho già detto anche in trasmissione, nel ascoltare veramente le persone, allenandomi, guardando magari qualche programma in TV, ma chiudendo gli occhi e sentendo veramente chi ho di fronte, perché la voce dice tutto di una persona, perché arriva da dentro. Lo stesso modo con cui pronuncia le consonanti e le vocali dice tantissimo. E Certo. ascoltare piuttosto che vedere una persona può presentarsi bellissima, incipriata, tutto il resto, ma a sentirla cambia moltissimo, quindi anche questo ha il suo significato. C'è stato anche un importante medico, Alfred Tomatis, non so se l'hai mai sentito nominare, che lui è francese, nato nel 1920 in Francia, e lui nei primi del Novecento, appunto, o a metà del Novecento, sviluppa questo metodo in cui cura le persone attraverso la voce, Certo. cioè analizzando la loro voce capisce quali sono i loro traumi e stress post-traumatici che si portano dietro, e con un suo metodo che ha elaborato attraverso la voce curava le persone, e ci sono ancora oggi tantissimi centri che usano il metodo Tomatis in modo direbbero in inglese successful, con successo. Con successo. D'altronde la voce è direttamente collegata alla respirazione, e qui abbiamo già detto tutto. Sai Tea, abbiamo 3 minuti alla pubblicità, e prima di sentire qualcosa di tuo
So che tra l'altro stai mettendo a disposizione i tuoi brani. Sì, allora, siccome adesso è un periodo molto intenso per molti italiani, allora ho deciso, ispirata dal mio maestro spirituale, siccome anche lui sta regalando 3 suoi libri, se voi andate sul suo sito www.cerquetti.org troverete 3 libri, uno sul potere della mente positiva di cui stiamo parlando adesso, che potete scaricare gratuitamente, un altro che si chiama Gli antichi maestri sono ancora vivi, che è uno dei miei libri preferiti e lo potete scaricare gratuitamente, e un altro che si chiama Incontro con la chiara luce, che è un viaggio di andata e ritorno dall'aldilà, quindi parla di esperienze di premorte ed è molto molto bello. Tutti e 3 si possono scaricare gratuitamente e sono stati scritti da Giorgio Cerquetti. E io da parte mia ho deciso di regalare un CD che io ho fatto nel 2016 insieme al maestro Rino Capitanata e guidata sempre da Giorgio Cerquetti, che è stata la guida spirituale del disco. Il CD in questione si chiama Guru Mantra e il sottotitolo è Canti spirituali eterni per la pace mentale, e lo potete trovare gratuitamente sul mio sito. Andate su teacrudi.com e andate sul menu e vedete che c'è una sezione che si chiama regalo. Cliccate su regalo e potete cliccare poi nella pagina che vi verrà subito dopo sull'immagine del CD Guru Mantra e ve lo scarica automaticamente. Come mai ho scelto proprio quel CD? Perché quel CD è particolarmente solare, una carica di energia solare, e quando lo mettete in casa crea subito un'atmosfera di grande ottimismo, e secondo me adesso c'è molto bisogno di pace mentale, consapevolezza e ottimismo e spiritualità. Cioè, soprattutto. E siamo a 8 secondi dalla pubblicità e dopo Okay. ricordiamo questo dono che hai fatto e lo riprendiamo, sai? A tra poco. E siamo di nuovo in diretta al Bosco dei Sogni, Max Ungaro e l'ospite viaggiatrice di oggi, Tea Crudi, che vedo che molti di voi già conoscono. Tu non sei proprio italiana? Sei in parte italiana, Tea? Sì, io sono il risultato di un mix genetico. Mia madre di questa vita è finlandese, abita a Helsinki, e mio padre è romagnolo, italiano, però nato in Francia, da genitori italiani, ma nato in Francia. E allora ti dicevo un po' di messaggi perché appunto molti ti conoscono già, seguono il tuo canale, mi dicono tutti aspettiamo trepidanti di sentire la voce di Tea, quanto parli Max? Ok, adesso ve la faccio sentire. E Si bacchettano i ragazzi. beh, è come giusto che sia. Io sono felice anzi di tutta questa presenza. Il Questo è il 62 loro servizio, Certo. Il 621 dice: Cavolo, ho incontrato la mia anima gemella. Ciao Maurizio. Solo Maurizio, però spiegati, intendi te o intendi me? Perché cioè, è giusto. Di questi tempi bisogna Perché abbiamo intrapreso tutti e due il senso del viaggio solitario, quindi, ma io immagino che intenda Tea, che intenda te, sai? Ti lascio spazio. Io volevo introdurre un discorso con te, ne abbiamo parlato un po' al telefono questa mattina, lasciando però arrivare il tuo sentire. Come ti dicevo, fatalità, in questi giorni mi è capitato sotto mano un album bellissimo che io non è che abbia tanto ascoltato nella mia vita, tramite un film che hanno passato per 2 esatte serie di seguito. Allora, quando le cose si ripetono, quando c'è una sorta di déjà vu, io allora dico: Max, non hai ascoltato, te lo fanno riascoltare. E in questo film con Johnny Depp, proprio all'inizio, c'è un incontro predestinato tra un ragazzo e una ragazza, un incontro di vite passate, e fanno vedere proprio a inizio film la ragazza sul treno e che sta andando all'appuntamento col destino, e di sottofondo c'è questo brano che mi ha fatto venire i brividi e mi sono detto: ma perché lo sto riascoltando adesso? Nights in White Satin dei Moody Blues. È un album incredibilmente profondo e bello, questo brano è neanche da dire, ma l'album si intitola Days of a Future Past, giorni di un futuro passato. Allora, riflettendo tra me e me,
tutto quello che si sta muovendo, che sta avvenendo sotto ai nostri occhi. Non può essere che sia una sorta di ciclo che si sta ripresentando, un qualcosa di già avvenuto nel futuro passato, questo venire di nuovo rimessi di fronte a tutte le problematiche che stiamo vedendo, in cui ci stiamo scontrando ancora puntualmente, come anime intendo. Non è che ci viene chiesto di sciogliere questa, perché tanti lo dicono, tanti ne parlano, adesso, egregora. Cioè non è un qualcosa che stiamo manifestando, ma è un qualcosa che abbiamo già dentro di noi e che stiamo portando in luce per scioglierla. Cosa dici, Tea? Certo, c'è un karma, ognuno di noi ha un karma individuale e poi ci sono dei karma simili che si incontrano in un certo momento. Non è proprio un karma collettivo, ma è un karma simile che è leggermente diverso. Come quando ci sono quelle stragi, tipo sei in un aereo, ci sono tanti centinaia di passeggeri, l'aereo casca, che cosa succede? Che quelli avevano un karma simile e tutti per un motivo o per un altro si sono trovati lì in quel momento e il caso non esiste. Quindi a livello planetario stiamo vivendo un karma simile, nel senso che siccome c'è una grande accelerazione nel risveglio di coscienza planetario, questo momento storico che stiamo vivendo non è come molti pensano all'Apocalisse, per esempio, no? Come un qualcosa di negativo. In realtà Apocalisse, la traduzione è rivelazione. Quindi adesso è un momento di rivelazione in cui i nodi vengono al pettine, in cui le illusioni si sciolgono, in cui chi sta mentendo viene scoperto, e quindi questo piccolo coronavirus nella sua apparente, chi se lo aspettava che un virus avesse il potere di svuotare la piazza di San Pietro, svuotare Lourdes, svuotare la Mecca, svuotare tantissimi posti, neanche la massoneria c'era riuscita, questo virus sta facendo un'operazione molto interessante dal punto di vista simbolico, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista materiale, dal punto di vista anche proprio di vedere la realtà così com'è. Per esempio, una cosa che in Italia è assurda è che a medicina c'è il numero chiuso all'università. Ma com'è possibile? Ma noi abbiamo bisogno di medici, la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, ma dovrebbe essere fondata sulla buona salute di ogni cittadino. Quindi la prossima volta che andiamo a votare sarebbe importante che controlliamo il programma sanitario delle persone che vogliamo mettere al governo. Quindi in generale tutta questa situazione sta finalmente rimettendo in luce i veri bisogni di una società che si consideri veramente umana, e cioè il benessere, prima di tutto la buona salute dei cittadini. Quindi una società civile non può permettersi di non avere i medici, di non avere le strutture, di fare tagli alla sanità. Quindi questo momento storico è di grande riflessione per ognuno di noi, di prendersi la responsabilità di dare fiducia, di dare in mano il paese per noi l'Italia, per i francesi, la Francia, per ognuno la sua nazione, darla in mano a chi dà valore all'essere umano, non al lavoro. Cioè prima l'essere umano, poi ok il lavoro, ma quella è una cosa secondaria. Se non c'è la buona salute non ci può essere niente. Quindi una società che si considera veramente umana deve prendersi cura dei cittadini. In primo luogo è dargli l'aria buona, evitare l'inquinamento e dargli la possibilità di essere curati se sono malati, e meglio ancora una prevenzione, un'educazione alla prevenzione, che quello sarebbe il massimo se venisse introdotta anche nelle scuole, perché bastano dei piccoli accorgimenti e
e le malattie potrebbero venire evitate in molti casi se ci fosse la prevenzione, anche solo nell'abitudine di prendere la vitamina C. Hanno fatto degli studi in cui facevano vedere che se tutta una nazione prendessero tutti la vitamina C, verrebbero debellate tantissime malattie sul nascere e molte meno persone si ammalerebbero. Quindi adesso è proprio il momento di prendere coscienza di tutti questi elementi a livello planetario, partendo da noi stessi. Io mi tratto bene, voglio vivere in una società che mi tratta bene, che è umana. Basta con tutte le menzogne che ci hanno raccontato fino adesso, in cui ci hanno praticamente hanno sfruttato l'essere umano. Anche le nazioni ricche hanno sfruttato gli esseri umani apparentemente ricchi, perché comunque adesso guarda dove siamo, no? Comunque l'Italia è una nazione che rispetto ad altri posti del mondo è avanzata, però guarda che situazione. Quindi è un momento di riflessione importante. Importantissimo, non c'è veramente altro da aggiungere se non continuare con il messaggio che ho dato anche la volta scorsa, che mai come ora è importante tenere pulito l'ambiente casalingo, cioè da pensieri non puliti, da vibrazioni non pulite, cercare di mantenerlo pulito e vivo, e noi farci antenne di positività, essere noi stessi con il nostro essere, la nostra coscienza, la nostra anima, emanatori di speranza, di positività, di buona intenzione, ecco, mettiamola così, di buon intento, che non significa non avere gli occhi sulla realtà, perché attualmente è una realtà indescrivibile, permettetemelo, per tantissime cose, ma stiamo Sì, aprendo gli occhi. non c'è mai stata sul pianeta Terra una situazione del genere, perché quando c'erano le varie epidemie, la peste o altre cose, comunque prendevano alcune zone che erano circoscritte, invece adesso siamo a livello globale, Planetario, cioè sì. non puoi scappare, quindi c'è una situazione molto intensa. Però proprio in questi giorni sto ascoltando alcune conferenze che hanno fatto un maestro spirituale molto speciale che si chiama Aurobindo, e Sri Aurobindo è un'altra maestra spirituale che operava con lui, che condivideva con lui la divulgazione dell'antica filosofia indiana, che si chiamava Lamer, Mir al-Fassa, chiamata Lamer. E loro spiegavano in alcune conferenze che io sto riascoltando in questi giorni proprio che a livello spirituale non esiste una grande azione o una piccola azione, una cosa che ha più valore o meno valore. Cioè, per quanto piccoli siano i tuoi mezzi in questo momento per esprimere la tua positività, usali, cioè agisci, perché a livello spirituale non importa a quante persone arrivi, a quanti, cioè non è la quantità, quanti followers, quanti, cioè per usare un linguaggio moderno, quanti ti guardano, quante persone, quello non importa. A livello spirituale è la tua intenzione che conta, la tua intenzione crea cambiamenti a livello vibratorio che vanno nell'Akash e poi influenzano gli altri abitanti del pianeta Terra. Quindi più il tuo intento è puro vuol dire libero da secondi fini, libero da egoismo e veramente sinceramente orientato verso un benessere spirituale di te stesso e della comunità, e più saranno importanti ogni minima azione che fai, dal cucinare al fare un video su YouTube, a fare una diretta, a parlare col tuo vicino a distanza e dargli una buona parola, e trattare bene le persone con cui condividi questo spazio che adesso stiamo vivendo, no? Non tutti hanno una casa grande, quindi molti vivono in spazi piccoli e magari sono pure in tanti. Ecco, il modo in cui affrontiamo ogni momento della nostra vita spiritualmente è importantissimo, e ogni azione, anche la più piccola, spiritualmente è importantissimo il come la facciamo, e quindi l'importante è agire sempre con la consapevolezza spirituale che si può sempre migliorare, si può sempre espandere, ma l'importante è che tu ti
ti immetti in quel flusso, inizi ad agire in quel modo, con quel tipo di intenzione di far star bene te stesso e gli altri. La sacralità del gesto consapevole, recuperiamo questo, il senso proprio del sacro di ogni cosa che stiamo facendo e vivendo e in cui mettiamo amore. La libertà adesso è dentro di noi, lo spazio infinito che è dentro di noi si apre, si amplifica e va su oltre. Molte volte nei momenti di dolore fortissimo che ho provato nella mia individualità di persona, mi sono reso conto che mi hanno comunque spinto a cercare le risposte più su. Mi hanno spinto proprio ad aprire canali che neanche avrei pensato di avere. Purtroppo a volte succede anche attraverso il dolore. Ma adesso siamo insieme. Prima di leggerti i messaggi, vuoi che ci mettiamo? Perché sennò veramente vengono a prendermi qui in radio se non ti faccio un po', se non ti do spazio per manifestare il tuo talento animico, uno dei tuoi talenti animici. Va bene, allora canto per voi. Grazie. Allora, adesso canterò un mantra, 2 mantra. Uno è Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu, che vuol dire possano tutti gli esseri in tutte le dimensioni essere felici. E non è solo un augurio, ma è proprio una programmazione mentale che chi ripete questo mantra fa su se stesso per essere parte, lui stesso, lei stessa, con ogni suo pensiero, emozione, parola, cibo, azione, essere parte della felicità di tutti gli esseri e contribuire a questa felicità. E poi canterò il mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questo è il Maha Mantra, il grande mantra per questa epoca, considerato il più potente per uscire definitivamente dal ciclo ripetuto di nascita, vita, morte e rinascita, chiamato samsara, e il migliore per eliminare l'ansietà. E quindi ho deciso di cantare questi 2 brani. Se volete, chi sta seguendo la trasmissione può cantare insieme a me, così creiamo insieme un campo di buona energia che arriva in luoghi che vanno oltre la nostra immaginazione, perché ognuno di noi è importantissimo e conta l'intenzione con cui facciamo ogni cosa. E fare questa piccola meditazione insieme con l'intenzione spirituale fa molto bene a noi, a chi è vicino a noi e a tutti gli abitanti incarnati e disincarnati dell'universo.
Bhavantu Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Omnika Samasta Sukhino Bhavantu, Omnika Samasta Sukhino Bhavantu, Om Shanti Shanti Shanti. Rieccoci in diretta con Tea Crudi. Ricordo di cercarla assolutamente, il suo canale Facebook e YouTube, perché lei ogni sera ha un appuntamento così in cui canta, spiega un po' il suo sentire in merito alla situazione. Devo dire, emana una grandissima positività e tanto tanto amore. E ti ringrazio Tea, è stata veramente una bellissima esperienza ascoltarti così. Non soffermiamoci sul senso telefonico di un audio telefonico, perché se apriamo il cuore, se apriamo noi stessi, la musica, la musicalità va oltre il suono recepito dall'udito, ed è stato meraviglioso, meraviglioso. Grazie Tea. Grazie caro, grazie anche per aver ricordato il mio programma, a cui ci tengo molto, perché per me è proprio un servizio spirituale che sto facendo con tanta gioia e vedo che aiuta tante persone, e si chiama appunto Tea Ore 21, stiamo insieme, e tutte le sere alle ore 9, alle 21, e sui miei canali social, YouTube, Facebook, YouTube Tea Crudi, Facebook la pagina Tea, e su Instagram la mia pagina Tea Crudi, e potete seguirmi e vivere con me una 40 minuti di diretta insieme, in cui facciamo bellissime meditazioni e condivido la conoscenza, che ho la fortuna di avere, la conoscenza spirituale del Sanatana Dharma. Quindi grazie che l'hai ricordato, perché è molto importante per me. E cari amici, cari amiche, se volete partecipare siete i benvenuti, le benvenute. Anche perché appunto in questo momento così particolare, così fuori dall'ordinario, cioè il nostro viaggio dell'eroe collettivo è iniziato, siamo stati tutti sbalzati al di fuori del nostro mondo ordinario, ci troviamo in un mondo straordinario, e ognuno per orientarsi, per orientare la propria bussola interiore
qual è il cuore, ad esempio, che è direttamente con le sue cellule collegato alla nostra anima, ognuno ha i suoi strumenti e a mio semplice avviso è fondamentale una persona come te, un'anima come te, infatti i commenti si stanno aggiungendo uno dietro l'altro. Mi fa molto piacere, cari spiriti eterni incarnati in corpi umani, io vi ringrazio molto e grazie. Ti leggo anche qualcosina perché c'è Maurizio che ci ha risposto quando ironicamente le avevo detto a chi ti stavi riferendo quando ha detto ho trovato l'anima gemella. Lui saggiamente ha detto a tutti e due. Oh, questo è bravo perché vuol dire che ragiona con l'emisfero destro, non separa ma ragiona in un senso di inclusività. Sei veramente bravo, Maurizio, hai capito che chi vuole separare cerca di controllare, chi invece vuole unire sta vivendo una vita spirituale, bravissimo. Siamo qui per affrontare, nel senso di ricevere e sciogliere le vecchie credenze, le vecchie definizioni. Una di queste appunto è che l'anima non ha polarità nel senso maschile o femminile, l'anima è. Quindi bravissimo Maurizio che poi completa anche il discorso dicendo sai che ti avevo detto forse ciclicamente siamo chiamati, hai aggiunto per karma simili, a vivere cose che stiamo sciogliendo di un futuro passato e Maurizio aggiunge noi stiamo vivendo il tempo ma in realtà abbiamo già vissuto questo. Certo. Saluto Sandro da Treviso che ci augura ogni bene a me, Max e a Tea e nei suoi saluti finali dice saluto anche la mia Ari e tutti e quindi c'è la risposta poi della sua Ari che dice auguro una serata ricca d'amore per voi, il Sandro e tutto il mondo. Quindi è bello, abbiamo corrisposto a due fidanzatini. Poi il 557, allora Deborah che dice ripetuto, ti posso adottare? Cara Tea, spiritualmente immensamente grazie, la mia anima è in vibrare, Deborah. Hare Krishna, che bello, ciao Deborah. Poi, ciao, la domanda è, io penso che noi stiamo vivendo ciò che le memorie non possono ricordare, è un solo sentire, una mia percezione che questo tempo è già, corrisponde al mio, cioè la memoria magari fisica in qualche modo non ricorda, ma stiamo vivendo un qualcosa di già vissuto, già passato e che siamo chiamati ad aprire ancora di più con l'amore. Poi, per favore, puoi ripetere il tuo programma, Tea? Sì, certo, allora si chiama Tea Ore 21 Stiamo Insieme e lo potete ascoltare sui miei canali social che sono su Facebook, la mia pagina che si chiama Tea, tutte lettere maiuscole, Thea, poi lo potete vedere su YouTube, sul mio canale YouTube che si chiama Tea Crudi, Thea Crudi, e poi lo potete vedere su Instagram sul mio canale thea.crudi e ogni sera alle ore 21 per 40 minuti io ci sono, quindi fatevi sentire e stiamo insieme. Poi c'è David83 che scrive confermo è proprio un angelo, quindi abbiamo veramente tantissimi complimenti. Poi c'è Andrea che mi chiede dove allora trovare i tuoi CD. Allora, i miei CD voi potete andare sul mio sito www.teacrudi.com e c'è sul menu vedete che c'è scritto discografia e lì vedete tutti i CD che io ho fatto in questa incarnazione con i mantra e potete scrivermi alla mia mail teacrudi@yahoo.it per ordinarli direttamente da me. E chiaramente se volete solo il supporto digitale, alcuni CD come il mio ultimo CD che si chiama Divine Mantras è disponibile anche sulla piattaforma iTunes, però se volete il CD fisico e se volete supportarmi nella mia arte mi potete scrivere direttamente a me così ve lo mando via posta. Benissimo. Tea, grazie di cuore di averci dato
una voce importantissima, tante conferme ci hai dato, tante, 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 e veramente tanto buono spirito. E vorrei, come si suol dire, strapparti una piccola promessa, e cioè che a cose fatte, a avventura trasformata, questa avventura particolare, e quindi a corpo rimesso in movimento, prima o poi mi vieni a trovare qui a suonare dal vivo qui in radio. Certo, sì, 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 volentierissimo. Anzi, potrei organizzare un concerto lì a Padova, così vengo lì anche per fare un concerto serale da qualche parte, e in qualche centro yoga o insomma festival, Ne vedremo. conosco E poi qualcuno, sì. il giorno, insomma, verso quest'ora vengo il martedì, vengo lì da te. Allora, io Certo. mi sto facendo il nodo sul fazzoletto e certo, Che bello. certo, conto di darti un altro salutino, finché siamo così in questo viaggio interiore, di poterti ancora dare un piccolo salutino telefonico quando potrai, giusto per avere ancora la finestra sulla tua voce, ok? Certo, mi farebbe molto piacere. Io ti faccio molti complimenti perché, caro Max, sei molto bravo, hai una buona energia e ti auguro che questa trasmissione arrivi a tantissime persone perché stai facendo del bene e penso che chi ti ascolta è fortunato, fortunata. Mamma mia, mi toglie ogni parola. Grazie. Hare Grazie, Krishna. grazie Tea. A risentirci, a presto, buona serata e buon tuo programma avanti tutta. Mi è venuto in mente l'ultima cosa, Sì, se posso. Io perché stavamo parlando di fare del bene, io da tanti anni sostengo una onlus che si chiama Libera Condivisione, in cui abbiamo un orfanotrofio di 27 bambine nell'India del Sud, in Tamil Nadu, e un lebbrosario in India del Nord, a Rishikesh. Su YouTube, sul mio canale, c'è anche un video di me nel lebbrosario di Rishikesh, a cui portiamo cibo vegano ogni mese. E invece per quanto riguarda l'orfanotrofio ci prendiamo cura di queste bambine, studiano, imparano, mangiano vegano anche lì, giocano, stanno bene e imparano a prendersi cura di loro stesse e essere professioniste anche in un mestiere quando poi diventeranno grandi. Se volete aiutarci, potete dare il 5 per 1000 a Libera Condivisione Onlus, oppure visitate il sito, se volete, liberacondivisione.org, e potete fare una libera donazione. Io ci tengo molto a questo progetto umanitario, quindi mi faceva piacere parlarne. ricordiamo, libera condivisione. Sì, liberacondivisione.org è il Perfetto. sito, e la Onlus è Libera Condivisione Onlus. Grazie Tea, grazie mille, sai, grazie di cuore. Grazie a te, grazie a ognuno di voi che avete ascoltato con amore. A presto. A presto, buona serata. Grazie, ciao.